coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera, l'osteria delle notizie, che stamattina ha una cucina più in subbuglio che mai. Siamo di stracorsa, giornali arrivati in ritardo e tutto il resto. Stamani siamo veramente presi dall'angoscia tutti quanti, compreso il regista che dall'altra parte si sta dimenando per venirmi dietro. È tranquillo, tranquillissimo. Prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani sugli Stati Uniti e la sconfitta di Obama. Congresso in mano ai repubblicani. La destra si rafforza alla Camera e strappa il controllo del Senato. Il presidente degli Stati Uniti dice è il peggior scenario per i democratici dai tempi di Eisenhower. Tra i governatori confermati i democratici Cuomo e Brown e il repubblicano Scott. Lo Stato di New York elegge la donna più giovane della storia del Congresso. Un altro George Bush eletto in Texas. È figlio di Jeb. E poi c'è in primo piano anche l'emergenza maltempo a Carrara, ma allerta anche in Piemonte e Liguria. A Carrara crolla un argine, trovato vivo un disperso, non risultano per fortuna morti. A Livorno alberi caduti, cornicioni pericolanti, un clochard salvato a Imperia, gravi disagi a Genova anche per il vento, ma soprattutto il maltempo ha colpito la città di Carrara. C'è poi in prima pagina sull'agenzia ANSA lo scontro Renzi-Juncker nell'Unione Europea, del quale abbiamo già detto abbastanza pur avendo detto poco, e la notizia di un altro sequestro da nulla, 165 milioni di euro sequestrati a un imprenditore campano del quale ancora l'ANSA non sa dare il nome. Beni per 165 milioni di euro, fra i quali 92 immobili, un hotel, sedi aziendali, villa con piscina, Ferrari, Porsche, sequestrati dai carabinieri di Napoli su disposizione dell'antimafia. I beni sarebbero riconducibili a un imprenditore campano indagato per estorsione e trasferimento fraudolento di beni in concorso con altre 9 persone. Le società erano intestate a prestanomi e per l'accusa avevano rapporti economici con personaggi al vertice di clan di Camorra, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. E adesso vediamo di affrontare un po' gli argomenti del giorno, dalla politica interna e dalle questioni che riguardano il governo Renzi fino all'economia. Ci sono alcuni servizi interessanti e la cronaca pure che non disdegneremo, segnalando anche una riflessione che continua sul quotidiano Il Foglio sulla questione del doppio euro. Il Foglio ha raccolto voci e le ha rilanciate e commentate in questi giorni circa l'intenzione prossima avventura della Germania di lasciare la moneta unica o perlomeno di dar vita a un doppio euro, un euro dei paesi del nord e un altro euro. Il doppio euro oggi è commentato da Franco De Benedetti in prima pagina sul Foglio, ma la prima pagina invece che più cattura l'attenzione, oltre a quella della Padania con la ministra, l'ex ministra Fornero, che piange perché è stata raccolta, è stata anzi certificata dalla Corte di Cassazione la raccolta di 500.000 firme necessarie per poter andare a referendum sull'abolizione della legge Fornero. L'altra prima pagina di oggi che cattura lo sguardo è quella del Fatto Quotidiano. La vera storia di Renzi e Berlusconi. Qua ti spunta lo zio di Renzi in affari con la Fininvest, secondo quel che racconta il Fatto Quotidiano. Nicola Boboli, fratello della madre di Matteo Renzi, aveva un contratto da 7 miliardi di lire col Biscione, con la Fininvest. Intervistato da Davide Vecchi per il libro L'Intoccabile, lo zio di Renzi racconta: frequentavo Berlusconi e Dell'Utri ed ero amico di Mike Bongiorno. Lavoravo per lui, gli portai mio nipote e lui lo prese alla ruota della fortuna, dove vinse 48 milioni di lire. Lo vediamo subito. Intanto in prima pagina sul Fatto Quotidiano c'è anche un altro titolo che acchiappa l'occhio, il titolo dell'articolo di Marco Travaglio intitolato Conati di monito, non di vomito. Un virus si aggira per l'Italia, più minaccioso di Ebola al momento è il virus del monito, che consiste in una frase solitamente priva di senso che esorta non si sa bene chi a fare non si sa bene cosa. La forma è sempre impersonale. Si eviti, si faccia, ci si astenga, si provveda, si affretti. E così capisce solo il destinatario, il quale però può dire che il bersaglio è un altro. Lui non c'entra, anzi è d'accordo col monitore e ci fa un figurone. A sua volta il monitatore, alla malparata, può sempre precisare che non ce l'aveva con Tizio, ma con Caio o con tutti o con nessuno. Morta lì. Così parla, anzi monita, indovinate un po' chi? Avete indovinato, Re Giorgio. Così parla, anzi monita, Re Giorgio da una vita, come gli oracoli sibillini della Pizia di Delfi.
L'ultimo era sull'alluvione a Genova. Fatti sbalorditivi e sconvolgenti, ma si eviti il rischio di riferimenti troppo generici. Bisogna essere molto circostanziati. Talmente circostanziati, commenta Travaglio, che non si capiva con chi ce l'avesse. Accusava genericamente qualcuno di essere troppo generico. Chi pensasse che il monito non sia contagioso deve ricredersi dinanzi al propagarsi dell'infezione alle altre cariche dello Stato. Piero Grasso dà il suo contributo al caso Cucchi con un monitino. Chissà parli. Perbacco, commenta Travaglio, gliele ha cantate chiare, anche se non si sa bene a chi. Non succede nulla, cambia niente, ma anche il Presidente del Senato ha strappato un titolo nei telegiornali e sui giornali. Porca figura a costo zero. Anche il suo vecchio dioscuro palermitano Giuseppe Pignatone, ora capo della Procura di Roma, ne esce da Dio. Si dice pronto a riaprire l'inchiesta su Cucchi, lasciando intendere che non fosse proprio perfetta, ma poi si affretta a elogiare chi la condusse, lasciando così intendere che fosse perfetta. Il risultato? Nulla, mischiato con niente, ma fra gli applausi di tutti. Poi c'è Renzi, che di suo sarebbe portato per la supercazzola, ma l'ha prontamente contaminata col monito, aggiungendovi un tocco di ma-anchismo veltroniano. I poliziotti manganellano operai e sindacalisti, massima solidarietà agli operai ma anche ai poliziotti. L'altro ieri la denuncia del complotto, c'è un disegno per spaccare in due l'Italia. Chi l'ha disegnato quel disegno? Mistero. In Italia, conclude Travaglio, politici e giornalisti sono di bocca buona, si bevono tutto. Capita però che il nostro sia pure presidente di turno del Consiglio europeo. Dunque, le sue parole varcano la cinta daziaria fino a Bruxelles e Strasburgo. Ieri il capogruppo del Partito Popolare Europeo all'Europarlamento, Weber, ha chiesto un parere al presidente della Commissione Juncker sull'ultimo attacco renziano alla tecnocrazia e burocrazia di Bruxelles. Risposta: devo dire al mio caro amico Renzi che io non sono il capo di una banda di burocrati, forse lui lo è. Io sono il presidente della Commissione Europea che merita rispetto non meno dei governi. Poteva aggiungere che il PD di Renzi l'ha votato a quella carica, dunque non si capisce di che cosa si lamenti. Ma andiamo alla questione di Renzi e dello zio, raccontata in prima pagina dal Fatto Quotidiano, poi pagina 2 e pagina 3, dal libro L'intoccabile Matteo Renzi, libro di Davide Vecchi, edito da Chiare Lettere, da domani in libreria. Il Fatto Quotidiano oggi pubblica alcuni stralci dalla sezione del libro I padrini. Renzi in principio fu il Quizzi per la TV di Berlusconi, lo zio materno inventò il telecomando gioco, il Quizzi, in affari per 7 miliardi di lire. Era lo zio di Renzi, che poi sarebbe il fratello della madre di Matteo Renzi, che aveva un contratto da 7 miliardi con Fininvest. Renzi, scrive Davide Vecchi nel suo libro Matteo Renzi, la vera storia, l'intoccabile, Renzi impara molto presto che la comunicazione è tutto. Cresciuto nel ventennio berlusconiano, è affascinato da quel mondo che vede per lo più in TV e che ha il suo centro a Milano. Un mondo ben distante dal paesetto di Rignano sull'Arno, dove Matteo trascorre l'infanzia e la giovinezza. La madre, Laura Bovoli, è insegnante di scuola media. Il padre Tiziano ha sempre fatto il piccolo imprenditore, aprendo un'azienda dietro l'altra. Esclusa la prima, Rasca, le altre si dedicano alla pubblicità e alla distribuzione in campo editoriale. È lo zio di Matteo, Nicola Bovoli, a creare la Speedy, di cui detiene il 50%. Al cognato, suo socio, vende poi la sua quota, spingendo lui e la moglie a investire nel settore comunicazione. Ha contatti, conoscenze e idee e aiuta i coniugi Renzi, i genitori del Premier, a muoversi nell'ambiente. Lo zio Nicola, il fratello della mamma di Renzi, rivoluziona la vita di casa Renzi e diventa modello ed esempio, per molti versi, del giovane Matteo, che gli somiglia anche per carattere. È l'uomo di successo in famiglia. Veloce e sveglio, battuta sempre pronta, sorriso stampato in volto. Bovoli vive nella Milano da bere degli anni '80 e abita nel quartiere simbolo dell'imprenditoria berlusconiana, Milano 2. Nella seconda metà degli anni '80 lo zio di Matteo lavora per le riviste Mondadori, distribuendo il bingo e legandolo alle trasmissioni di Mike Bongiorno, con cui inizia a collaborare già dall'87. All'attività dedicata alla carta stampata, lo zio di Renzi affianca nei primi anni '90 le TV per le 3 reti di Berlusconi, con cui stipula un contratto da 7 miliardi di lire, crea quella che viene da subito accolta come l'ultima frontiera dell'intrattenimento, il Quizzi, un telecomando che permette di partecipare dal divano di casa ai concorsi di alcune trasmissioni TV.
La campagna pubblicitaria di Fininvest in cui appare Mike Bongiorno rimanda alla Standa, dove il telecomando è in vendita a 39.800 lire. Il telecomando Quizi viene applicato anche alla ruota della fortuna di Bongiorno. Dura 7 mesi, ottobre 93, aprile 94. Sparisce travolto dalle proteste dei telespettatori per la poca trasparenza e le costosissime telefonate, ve lo ricorderete, al 144, l'144. Quante trasmissioni abbiamo fatto su quella questione. Vincere è difficile, in media arrivano tra 50.000 e 100.000 telefonate per trasmissione. A fine mese la bolletta aggiunge il danno alla beffa, perché chiamare l'144 comporta un sovrapprezzo di 635 lire al minuto. Quella somma viene poi così spartita: 307 lire alla compagnia SIP, 164 alla Edifin dello zio di Renzi, Nicola Boboli, lo zio di Renzi che ha introdotto al business di comunicazione TV la famiglia Renzi e lo stesso Matteo, e che era attivo nel famoso settore degli 144. Quante trasmissioni di Onda Libera abbiamo dedicato a quella vicenda là? Anche lo zio di Renzi ha fatto affari con l'144. Le restanti 164 lire su 635 lire al minuto di sovrapprezzo dell'144 vanno alla Audio 5, che è società della Fininvest, che gestisce gli introiti, ceduta all'inizio del 94 a una neonata società, Diacron, incaricata di fare sondaggi per la nascente Forza Italia. Parte del ricavato dagli 144 viene utilizzato per finanziare i circoli che devono diffondere il verbo berlusconiano. Il telecomando Quizi, inventato dallo zio di Renzi e basato sull'144, è interessante questo dettaglio, contratto con Fininvest da parte dello zio di Renzi, 7 miliardi allora in lire, non malaccio. Il telecomando Quizi viene lentamente accantonato. Il suo testimonial, Mike Bongiorno, finisce in procura a Torino per la prima inchiesta sulle frequenze Fininvest. I magistrati sospettano una frode alla ruota della fortuna. Il 30 settembre del 94 è arrestato Giuseppe Mazzocchi, un perito dell'ufficio tecnico del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, accusato di avere avvisato i dirigenti Fininvest che ci sarebbe stato un controllo sulle frequenze utilizzate da Italia 1 per trasmettere il Giro d'Italia. In cambio sarebbe stato invitato al quiz di Mike Bongiorno e favorito nella vincita di 30 milioni. Il perito del Ministero conferma le accuse e racconta: fui io a chiedere alle persone che conoscevo della Fininvest di aiutarmi a partecipare. La sua prima richiesta era stata rifiutata. A marzo 94 invece riesce a partecipare. Gli inquirenti sospettano corruzione. Se il concorrente è stato aiutato a vincere, i 30 milioni sarebbero tangente. Nel 99 Mazzocchi viene rinviato a giudizio, ma nel marzo 2002 il processo si conclude con la assoluzione. I giudici accolgono la tesi difensiva secondo cui avvisare dell'arrivo dei controlli era una prassi normale. Tra gennaio e febbraio 94 Matteo Renzi partecipa a 5 puntate della Ruota della Fortuna, vincendo 48 milioni. È lo zio Nicola, che aveva il contratto da 7 miliardi con Fininvest e l'144, ad accompagnarlo. Il coordinatore del PDL ha un debole per Renzi, Denis Verdini, tanto che all'inizio del 2008 incontra il presidente allora della provincia Renzi per arruolarlo nelle fila di Arcore. Il solitamente riservato Verdini si spinge a una rara dichiarazione pubblica con una punta di dispiacere. Renzi, dice Verdini, è uno in grado di rompere gli schemi. Certo, oggi è un candidato del PD, ma se poi di là saltasse tutto e si facesse un percorso insieme, non escludo nulla. 31 maggio 2008, quando presiede la festa per i 10 anni di vita del suo giornale della Toscana, Verdini è all'apice. Fra i 300 invitati, parlamentari toscani del PDL, imprenditori amici, ma l'ospite d'onore è proprio Matteo Renzi, seduto al tavolo con Verdini e la moglie. Nell'agosto dello stesso anno i due salgono insieme sul palco del meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. L'occasione è la presentazione del libro Sto registrando tutto per l'eternità, che raccoglie le lettere dello scomparso Graziano Grazzini, ex democristiano, ex CDU, poi capogruppo di Forza Italia in provincia, vicino a CL dal 1980. E segue il racconto della amicizia, diciamo così, tra Renzi e Verdini e di un'eminenza grigia renziana che organizza le cene e gli eventi. Ma l'aspetto interessante, diciamo così, è l'antica comunanza d'affari fra Fininvest e lo zio di Renzi, che è poi quello che ha introdotto Renzi alla famiglia, al business, alla comunicazione, eccetera, in nome del telecomandone Quizi basato sul famoso 144.
Quante volte ti hanno quotidiano, rimanendo nell'ambito del governo di Renzi e dintorni, c'è un articolo di Wanda Marra sulla guerra dei soldi nel PD. Renzi vuole il controllo delle fondazioni e la battaglia parte da Milano e i circoli si vedono aumentare gli affitti. Domani e dopodomani le cene, ci saranno i Gavio, Saffirio di Google Glass e il mondo delle assicurazioni, ampiamente rappresentato alla cena di raccolta fondi di Renzi. Dopo 7 anni dalla nascita del PD, bisogna capire come le fondazioni possano essere utili alle finalità del partito, lo ha detto il tesoriere del PD Bonifazi ieri a Milano. Renzi vuole le fondazioni del Partito Democratico. Sulla questione invece delle tasse, ci arriviamo subito, e delle coperture delle grane della manovra di finanza pubblica, ci arriviamo, se ne occupa in dettaglio Libero, che però apre la sua prima pagina con un'altra questione. L'Unione Europea che multa l'Italia perché l'Italia è cattiva con i Rom, titola Libero. Bastonati non solo per i conti pubblici. Il presidente della Commissione Europea Juncker si offende se il premier gli dà del burocrate, ma poi Bruxelles attacca Roma perché non regala alloggi ai nomadi e non offre loro adeguate possibilità di lavoro. Con la disoccupazione che c'è in Italia, altro che burocrati, scrive il direttore di Libero Maurizio Belpietro. Questi sono matti. Ieri al presidente della Commissione Europea, un signore che essendo stato nominato in tenera età ministro del lavoro del Lussemburgo non ha di fatto mai lavorato, ieri dunque a Juncker è saltata la mosca al naso, colpa di Renzi, il quale parla un po' di tutto, Europa compresa. Cosa ha detto Renzi? Niente di sconvolgente. Ha detto che a Bruxelles ci sono schiere di burocrati i quali pensano che la vita debba regolarsi in base ai loro parametri. Una volta tanto, quello del nostro premier è un giudizio condivisibile, ma al numero 1 dell'Unione Europea le critiche non sono piaciute e si è inalberato il presidente della Commissione Europea. Intanto però l'Europa chiede sacrifici economici e ci impone di regalare case ai Rom. L'Unione, rigidissima sui conti, di problemi come l'immigrazione se ne lava le mani e ora minaccia sanzioni per le condizioni dei nomadi in Italia. È ciò che non piace al direttore di Libero Maurizio Belpietro, autore del commento in prima pagina su questa questione, perché oltre che nelle questioni di stretta competenza economica, anche in altri settori, scrive Belpietro, l'Unione Europea dimostra di essere guidata da una banda di burocrati. Prendiamo il caso dello sbarco di clandestini. A parole l'Europa ci sollecita ad accogliere chi scappa dai paesi in guerra, imponendoci di aprire le porte di casa a chiunque arrivi a bordo di una carretta del mare e dunque a chi vuole entrare in Italia anche senza essere vittima di conflitti, ma poi nei fatti l'Europa se ne lava le mani perché si guarda bene dal far accogliere i profughi da altri stati, anzi lascia che siano respinti alla frontiera sostenendo che l'asilo l'hanno richiesto da noi. Una presa in giro a cui si devono i gruppi di extracomunitari accampati in alcune delle principali città italiane. Il presidente della Commissione Juncker dice che l'Unione Europea risolve problemi? Difficile spiegarlo agli abitanti della periferia di Roma che vedono bande di extracomunitari accolti per ragioni d'emergenza, ma che l'emergenza la provocano loro fra i nativi. Ancor più difficile far credere che l'Europa sia d'aiuto ai residenti di quei quartieri di Milano che sono costretti a lottare contro le occupazioni abusive di alloggi popolari. Ma se ci fosse bisogno di capire ancor meglio le follie dei signori di Bruxelles, basterebbe dare uno sguardo a una delle ultime iniziative dell'Unione Europea. Gli euroburocrati da un lato ci chiedono di essere rigorosi nei conti, risparmiare, ridurre il debito pubblico. Dall'altro la stessa Unione Europea minaccia di aprire una procedura di infrazione contro l'Italia perché l'Italia non regala le case ai Rom. In una lettera inviata a Palazzo Chigi, le teste d'uovo di Juncker lamentano la condizione abitativa dei nomadi e non gradiscono i tipi di alloggio forniti ai Rom nei pressi di Roma. Sono troppo lontani dal centro città.
Poi ai cervelloni non piace che ci sia una recinzione con le telecamere. Dispositivi di alloggio di questo tipo limitano gravemente i diritti fondamentali degli interessati, ammonisce Bruxelles, isolandoli completamente dal mondo circostante e privandoli di possibilità di occupazione e di istruzione. Dunque l'Unione Europea ci impone di regalare case ai Rom. Sulle coperture, sulle nuove tasse, sulla manovra invece, va letto l'articolo, sempre su Libero, pagina 4, di Luciano Capone, a proposito delle osservazioni fatte da Giuseppe Pisauro, che è stato nominato presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che è l'organismo incaricato di vigilare sul pareggio di bilancio introdotto nella Costituzione italiana in ossequio al Fiscal Compact. Cosa ha detto Pisauro e il suo ufficio parlamentare di bilancio? Che ci sono molti rischi nella legge di stabilità. I 16 miliardi di tasse in più sono concreti, il 1 milione di occupati è un miraggio, il gettito dalle slot machine è incerto. Le previsioni macroeconomiche del governo sono ottimistiche. Nel 2016 rischiamo un aumento delle tasse di 16 miliardi per le famose clausole di salvaguardia, cioè l'IVA che aumenta e le accise su benzina e tabacchi, l'impatto della manovra sull'occupazione nullo, le entrate previste dalla maggior tassazione sulle slot machine incerte, la perdita di gettito dovuta alla decontribuzione per i neoassunti è ottimistica. Sono tutti rilievi fatti dall'ufficio parlamentare di bilancio. Ma già che siamo a Libero, vorrei anche citare una lunga intervista di Adriano Scianca a Jean-Marie Le Pen, il papà di Marine Le Pen e fondatore del Front National, di cui oggi è presidente onorario, oltre che eurodeputato. Via da questa Europa, forza Putin, ma anche Pannella, così Libero riassume l'intervista a Jean-Marie Le Pen. L'Islam confonde religione e Stato, Mare Nostrum è un disastro e rimpiango Gheddafi, Renzi è un illusionista, Grillo un fenomeno passeggero, meglio Salvini e il mio amico Marco Pannella, dice Jean-Marie Le Pen. L'etichetta attaccata ad Alba Dorata in Grecia è stata creata dai suoi nemici, del resto per gli europeisti tutti coloro che non sono europeisti sono nazisti. Questa Europa è una fregatura, siamo obbligati a uscirne se vogliamo ritrovare libertà, sovranità e controllo delle frontiere, dice ancora l'anziano Jean-Marie Le Pen, intervistato da Libero. Di Renzi si occupa anche Vittorio Feltri in prima pagina sul Giornale, ma prima di tornare al Giornale, di andare anzi al Giornale, vorrei proporvi la breve riflessione nell'appunto a fondo pagina, in prima pagina su Libero di Filippo Facci, sulla questione di Milena Gabanelli e della sua inchiesta sui grandi marchi. Sottolinea un punto importante Facci, a mio avviso, ovvero il fatto che questi grandi marchi sono anche grandi inserzionisti pubblicitari dei giornali, e ciò spiega perché i giornali hanno preso le parti, sostanzialmente, dell'azienda, in questo caso oggetto del servizio, tra le altre peraltro, perché non era la sola, c'erano anche Prada, Aspesi, Armani e altri marchi, cioè la Moncler famosa del servizio di Milena Gabanelli e di Sabrina Giannini sulle oche e sul prezzo poi del manufatto finale della Moncler. Certe inchieste di Report, scrive oggi Filippo Facci in prima pagina su Libero, certe inchieste di Report su Rai 3 possono piacere o no, non entro nel merito, ma il futuro del giornalismo passerà inevitabilmente da quelle parti. Se le inchieste sulla qualità della pizza o sui piumini Moncler fossero solo il millesimo effetto dell'antipolitica, e qualcuno lo sostiene, allora andrebbe concluso che negli Stati Uniti l'antipolitica impera da mezzo secolo, perché il giornalismo americano, da sempre, è assai meno orientato sui politici e molto più sulle lobby e sulle multinazionali. In fondo non facciamo altro che scriverlo, che la politica conta sempre meno e che a influenzarci sono sempre di più i centri di potere economici. La morale è che scrivere contro Renzi o Berlusconi oggi è facilissimo. Il problema è farlo contro un'industria di moda, di automobili, di acqua minerale, un gruppo farmaceutico o telefonico, cioè i colossi che governano le nostre vite, mentre noi giornalisti ci accapigliamo attorno al patto del Nazareno. Se è vero che siamo sempre meno cittadini e sempre più consumatori, ergo il giornalismo non farà che adeguarsi. Il punto è se siamo pronti a farlo. L'imbarazzo dei giornali, dei quotidiani sul caso Moncler, che è un grande inserzionista pubblicitario dei giornali, è palese.
Nei giorni scorsi, per via di un'inchiesta di Sky, alcune industrie della carne hanno ritirato la pubblicità dall'emittente televisiva. Accadde anche con Telecom Italia e Panorama, con Dolce & Gabbana e l'Espresso, e gli esempi non mancano. Manca forse un certo giornalismo, scrive, direi giustamente, Filippo Facci. Tornando invece a Renzi, Matteo stai sereno, sei il migliore degli scarsi, è il titolo del pezzo di Vittorio Feltri in prima pagina sul Giornale. L'unico motivo per cui Renzi mi sta simpatico è che è mal sopportato non solo dai compagni fedeli nei secoli passati, ma anche dalla gente di destra e di centro che piace solo a se stessa e detesta chiunque la pensi diversamente. A parte questo dato, vorrei aggiungere qualche considerazione, scrive Vittorio Feltri, sulle idee contorte di coloro che puntano sull'imminente declino del Premier, dovuto al fatto che la situazione italiana, lungi dal migliorare, peggiora costantemente. Effettivamente non si può dire che l'ingresso del giovin Matteo a Palazzo Chigi abbia provocato una svolta positiva, ma comunque, dice Feltri, Matteo sarà scarso, ma non c'è di meglio. Una riflessione sul PD la fa anche Riccardo Ruggeri nel suo cameo, la sua rubrica, a pagina 7 di Italia Oggi. È curioso, scrive Ruggeri, che dei tanti amici che ho nel PD soltanto un paio siano renziani doc, così come è curioso che pur essendo un liberale non abbia mai avuto nel ventennio berlusconiano un amico vero tra i parlamentari di Forza Italia, ampio spazio invece dai leghisti all'estrema sinistra. Ho sempre osservato con simpatia il Partito Comunista Italiano, scrive Ruggeri. Caduto nel multiculturalismo moroteo, si è via via trasformato nella sinistra democristiana non cattolica, perdendo la sua autentica anima operaia e popolare e diventando borghesemente volgare. È ovvio che oggi la minoranza del PD, culturalmente ex PC, consideri Renzi nemico e usurpatore, ma sono stati loro ad allevarselo in seno e sarebbero folli se ora pensassero alla scissione, prendendo spunto dal sacrosanto smontaggio della concertazione o dal ridicolo Jobs Act. Com'è possibile non prendere atto della inutilità organizzativa e culturale della CGIL e, aggiungo, di CISL, UIL, UGL e Confindustria? 2 livelli sindacali bastano e avanzano. Il governo non deve negoziare con le lobby, ma col Parlamento. Le locuzioni parti sociali, società civile, nella politica attiva non hanno diritto di cittadinanza e coloro che si spacciano come rappresentanti delle parti sociali o della società civile sono banali lobbisti. Donne e uomini dei sindacati confederali e di Confindustria, se vogliono far politica, vadano in Parlamento passando per le urne. Se la minoranza PD, scrive Riccardo Ruggeri, vuol fare gli interessi del paese e nel contempo combattere politicamente Renzi, lo faccia su argomenti veri e drammatici, ad altissimo contenuto politico, economico e sociale. Mi permetto di suggerirne uno. Leggetevi ciò che da tempo scrive Italia Oggi, interpellate il direttore Magnaschi o Tino Oldani, gli unici che abbiano capito la minaccia incombente nel silenzio imbarazzante del governo e dei media, salvo una puntata di Report. E qui sta parlando Ruggeri della puntata di Report dedicata al TTIP, cioè il Trattato di Partnership Transatlantica e Commerciale fra l'Europa e gli Stati Uniti, che viene negoziato sostanzialmente in segreto da diversi mesi. Ebbene, il trattato TTIP, il Transatlantic Trade and Investment Partnership, avrà effetti molto pesanti e questo Tino Oldani su Italia Oggi lo ha spiegato molto bene, così come il direttore Pierluigi Magnaschi. Gli scaltri americani e gli ottusi euroburocrati sono alle battute finali della trattativa per l'accordo TTIP. Matteo Renzi ha una dote unica, la velocità di comprendere dossier complessi senza leggerli. In questo caso deve essere andata proprio così, visto che il segreto mantenuto dagli Sherpa che stanno negoziando questo trattato fra Europa e Stati Uniti, il segreto è stato assoluto. Quel che si conosce viene da indiscrezioni fatte trapelare dai 600 consulenti americani che vi hanno collaborato. Eppure il nostro Premier, in assoluta buona fede, essendo all'oscuro di tutto evidentemente, alla presenza dell'ambasciatore americano John Phillips ha detto: garantisco all'accordo il mio appoggio totale e incondizionato, ha detto Renzi. Una follia, commenta Ruggeri. Approvare questo accordo, il TTIP fra Stati Uniti ed Europa, nella versione americana,
Significherebbe tra l'altro condizionare i commerci e gli investimenti per i prossimi 20 anni, regalare alle multinazionali anglosassoni un arbitrato farlocco tipo ISDS a loro favorevole e, aggiungo sottovoce, rovinare per sempre lo stomaco e le papille gustative dei nostri figli e nipoti. Per fortuna, la solita Merkel, sia benedetta, ha dato ordine al suo capo dello staff, di Juncker, Martin Selmayr, tedesco, di depotenziare in ogni modo questo TTIP, questo accordo, respingendo i soliti ricatti americani. Sono un liberale, scrive Ruggeri, sono favorevole alle liberalizzazioni, mai pronuncerei l'orrendo non nel mio giardino, però sono intransigente, vale anche per i cibi globalizzati, su un punto, mai nel mio stomaco. Uno dei punti chiave di questo accordo è quanto il Congresso statunitense ha minacciato i soliti ricattatori. Cioè, ha detto il Congresso americano, ratificheremo il TTIP soltanto se introdurrà una liberalizzazione completa nel settore agroalimentare. Insomma, scrive Ruggeri, i loschi americani vorrebbero che le loro oscene copie dei nostri cibi di qualità, vini, formaggi, salumi, carni, possano invaderci senza l'obbligo dell'etichettatura, con una indicazione dettagliata dei contenuti e della provenienza. In altri termini, vogliono spacciarci, mascherandoli con denominazioni nostrane, i loro prodotti alimentari che grondano ormoni, antibiotici, OGM e additivi chimici. Rompere con gli americani su questo aspetto è un atto di civiltà. Cavalcate questo tema, cari amici della minoranza PD, usate con spregiudicatezza i mezzi tecnologici propri del vostro avversario. Forse voi non lo sapete, ma quando Renzi ha postato il link col video della sua partecipazione al convegno TTIP, viste le successive reazioni della rete, si è affrettato a censurare se stesso e ha oscurato il sito della Presidenza del Consiglio, con la didascalia i commenti sono disabilitati per questo video, cioè il fatto che il video che c'era di Renzi che andava a dire sì appoggeremo in maniera assoluta questo trattato, il TTIP, visti i commenti della rete è stato cancellato, è stato disabilitato, i commenti sono stati disabilitati. I concetti di libertà e di trasparenza, commenta Ruggeri, anche sulla mitica rete internet, sono sempre a due direzioni, lo sapete? Se al limite proporrete un referendum su questo tema, l'Italia migliore si schiererà con voi e potreste rafforzare l'unica strategia di cui al momento disponete, comprare tempo in attesa che l'innamoramento scemi e il soggetto Renzi imbolsisca. Ricordate uno dei padri della rivoluzione liberale americana, Samuel Adams? Non serve la maggioranza per vincere, basta una minoranza instancabile e determinata, pronta a incendiare le menti. Non ci sono prove certe che Adams abbia mai pronunciato questa frase, ma è bella e liberale. E a proposito di Renzi, abbiamo citato stamani rapidamente, sulla Stampa c'è una lunga intervista di Michele Brambilla da Torino a uno degli amici imprenditori di Renzi, il patron di Italy, Oscar Natale Farinetti. Per la mia amicizia con Renzi, si lamenta Farinetti dalle colonne del quotidiano torinese, ora mi impediscono anche di parlare. Il fondatore di Italy costretto dalla polizia a disertare un dibattito per rischio di disordini. C'è un clima avvelenato, ammonisce, visto che il monito giustamente va per la maggiore, come ha scritto Travaglio, ammonisce Farinetti, c'è un clima avvelenato, contro di me accuse false alimentate da un linguaggio violento. Certe leggende metropolitane vengono rilanciate dai social forum e anche dai talk show. A protestare per le condizioni di lavoro a Italy non sono né i sindacati né i lavoratori. L'83% ha un contratto a tempo indeterminato, sarebbero 4.000 i dipendenti del signor Farinetti. La metà dei lavoratori è impiegata in Italia, la metà fuori Italia, negozi in Italia e all'estero. Per quanto riguarda Genova, mi hanno impedito di parlare, la Digos temeva per l'incolumità mia e degli spettatori, dice Farinetti in questa intervista alla Stampa. Stampa di Torino che poi si occupa, e chiudiamo il capitolo strettamente legato alle cose di governo, con Paolo Baroni si occupa, dicevamo, dei dirigenti, dei consulenti e degli staff dei ministri, in sostanza di quanto costa il governo. Ridotto il budget, ma molti collaboratori non sono lontani dal tetto di 240.000 euro.
Non c'è che dire, scrive Paolo Baroni sulla Stampa, la squadra di Matteo Renzi è low cost. A 9 mesi dall'insediamento, finalmente Palazzo Chigi ha reso noti i compensi per tutti gli incarichi presso gli uffici di diretta collaborazione del Premier, Presidenza del Consiglio, sottosegretari, ministri senza portafoglio. Trasparenza a scoppio ritardato rispetto al governo Letta. La squadra di Renzi costa 2 milioni di euro circa in meno, 4 milioni 250 mila euro contro 6 milioni 290 mila. Poca cosa rispetto a un bilancio 2014 che, compresi i fondi della protezione civile, vale più di 3 miliardi di euro, cioè il bilancio complessivo della Presidenza del Consiglio è 3 miliardi di euro. Per gli stipendi dei più stretti collaboratori di Renzi siamo a 4 milioni 250 mila. Il Premier ha applicato in maniera rigida il tetto dei 240 mila euro di compenso massimo, ha asciugato gli staff. Con Renzi a Palazzo Chigi lavorano 41 persone, 9 gratis contro i 44 di Letta. Costo totale degli incarichi assegnato dalla Presidenza 2 milioni 680 mila contro i 3 milioni 200 mila del governo precedente. E poi ci sono i nomi di quelli più pagati: Mauro Bonaretti, segretario di Palazzo Chigi, 189.000, Nicoletta Bombardiere, vice consigliere diplomatico, 189.000, Armando Varricchio, consigliere diplomatico, 197.000, Franco Gabrielli, il capo della protezione civile, invece a 240.000 euro. Chi collabora gratis? I consiglieri economici Gutgeld, che è peraltro già deputato, Marco Fortis, Giampiero Gallo, Marco Fortis era già vicino a Tremonti, Roberto Perotti e Alessandro Santoro, il consigliere giuridico Dal Conte, quello per le pari opportunità Giovanna Martelli, il consigliere per l'innovazione Barberis è un altro soggetto che collabora col Premier a titolo gratuito. Il più pagato è il capo della protezione civile Franco Gabrielli, 240.000 euro. Questo per quanto riguarda strettamente il governo e i collaboratori più stretti del Premier.
Brahms, ma tornando alle questioni di governo e alla manovra, va detto intanto che c'è da segnalare un articolo sempre di Paolo Baroni e sempre sulla Stampa a proposito del TFR, la liquidazione in busta paga, perché costa cara al lavoratore. I calcoli li ha fatti una società del Ministero del Tesoro, conclusione: meglio accantonarli i soldi che non percepirli mano a mano in busta paga. Il TFR, cioè la liquidazione in busta paga, può far comodo, specie ai redditi bassi, ma rischia di creare un grosso buco nelle pensioni future, come ha denunciato lunedì la Banca d'Italia. Quanto grosso è questo rischio? Facendo due conti, ipotizzando un salario netto di 1.650 euro, 30.000 euro lordi all'anno, scegliendo di dirottare il TFR in busta paga, secondo i calcoli dell'economista Stefano Patriarca sulla voce.info, in 4 anni si incassano 9.232 euro. In pratica 164 euro in più al mese per 14 mensilità. Di contro, però, con 35 anni di anzianità, il lavoratore tipo non iscritto alla previdenza complementare a fine carriera, oltre a maturare una pensione di 1.511 euro al mese, dovrebbe rinunciare a 15.000 euro di liquidazione, incassando 90.200 euro anziché 105.000 e rotti. Nel caso di un lavoratore iscritto invece alla previdenza complementare, l'impatto dell'operazione TFR, anziché sulla liquidazione, sarebbe sull'assegno integrativo, ovviamente, cioè sulla pensione complementare. In questo caso la perdita è evidente. Un lavoratore che non prende il TFR in busta paga e lascia i soldi sul fondo integrativo, contributi dell'azienda e suoi contributi, dopo 35 anni ottiene un assegno mensile di 752 euro. Chi prende il TFR in busta paga per 4 anni rinuncia a circa 100 euro al mese di pensione integrativa. Percepirà infatti un assegno di 651 euro anziché 752. Dunque, non sorprende se MEFOP, che è la società che si occupa dello sviluppo dei fondi pensione, ha sostenuto che la previdenza complementare per un lavoratore è comunque sempre il migliore investimento. Quello che sorprende è che si sta parlando di una società MEFOP controllata dal Ministero dell'Economia. La convenienza, sostiene la società del Ministero dell'Economia, resta anche a fronte dell'aumento al 20% delle tasse sui fondi pensione. Insomma, secondo lo stesso Ministero del Tesoro, il TFR è meglio non metterlo in busta paga. Intanto però si riaccendono le luci sul debito pubblico italiano, luci europee. A intervenire il solito, sembra una commedia dove le parti vengono rispettate con grande, e i caratteri e i ruoli vengono rispettati con grande puntiglio. Se uno dice in Europa chi è il più falco, si pensa subito al signor Katainen, vicepresidente della Commissione europea e già commissario agli affari economici per l'ultimo tratto della Commissione Barroso. Se c'è un falco in Europa è il finlandese Katainen, che non si smentisce, il quale ieri ha detto infatti che il debito italiano è inquietante e che la regola sul calo del debito, fiscal compact, è importante come quella sul deficit. Questo per ribadire l'ortodossia delle posizioni europee. Che la situazione sia grigia pare certificarlo anche il fatto che in prima pagina su Repubblica interviene il direttore Ezio Mauro sul dramma del lavoro che spacca l'identità della sinistra. Ezio Mauro parte dal presidente del Consiglio Renzi, il quale ha detto che non bisogna usare il tema del lavoro per spaccare l'Italia, ma in realtà più che un tema è un dramma, quello del lavoro, con la disoccupazione al 12,6% e quasi un ragazzo su 2 che non ha un posto neanche precario. L'Italia è già spaccata e nel modo peggiore tra chi è garantito e chi no. Niente strumentalizzazioni, ma neanche ideologizzazioni, e invece ce ne sono state in abbondanza. Il dramma del lavoro è già una realtà, dice Ezio Mauro, che poi naturalmente prosegue la sua dotta e lunga analisi nelle pagine interne di Repubblica. Pubblicità.
Libera. Torniamo alle cose pesanti, alle cose importanti, alle cose ortodosse, alle cose standard, perché adesso, come ci spiega Andrea Bonanni da Bruxelles per Repubblica, torna lo spettro della procedura di infrazione contro l'Italia. A novembre ci sarà il nuovo esame. Non bisogna sgarrare, bisogna ridurre il debito, bisogna privatizzare, bisogna fare la manovra, come lo dice Bruxelles, bla 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 bla. Più che uno schiaffo, scrive lo storico corrispondente da Bruxelles, prima del Corriere, ora di Repubblica, Andrea Bonanni, quello che Jean-Claude Juncker ha dato a Renzi è stata una bacchettata sulle dita di quelle che davano i vecchi maestri e che fanno male. Ho detto a Renzi che non sono a capo di una gang di burocrati, ha detto Jean-Claude Juncker, sono il presidente della Commissione europea, un'istituzione politica, e mi attendo che i primi ministri la rispettino. Torna lo spettro della procedura di infrazione contro Roma, mentre a proposito di Europa, sull'IMU alla Chiesa Cattolica, l'Unione Europea riapre il caso. Ad informarcene è sempre Repubblica. Ammesso dalla Corte di Giustizia un ricorso che punta a recuperare le somme non pagate dagli enti ecclesiastici nel periodo di fiscalità agevolata, poi dichiarato illegittimo nel 2012. Il valore del contenzioso è stimato nella non trascurabile cifra di 4 miliardi di euro, sotto tiro alberghi, scuole e cliniche riconducibili alla Chiesa Cattolica. Gli sconti erano stati considerati aiuto di Stato. La denuncia presentata da 2 militanti del Partito Radicale. Anche le norme di Mario Monti sono ritenute distorsive. Nel 2006 un ricorso dei radicali aveva denunciato le norme che permettevano a scuole e cliniche della Chiesa Cattolica di non pagare l'ICI. La Commissione aveva inizialmente archiviato il caso, ma dopo un ricorso alla Corte di Giustizia lo aveva riaperto per esprimersi poi formalmente. Nel 2012 Bruxelles ha condannato gli sconti come aiuto di Stato, ma non ha ordinato il recupero da parte dello Stato delle somme fino a 4 miliardi di euro. La Corte, invece, la Corte di Giustizia, ha ammesso la discussione nel merito per il ricorso contro i mancati rimborsi, nel mirino anche le nuove norme sugli sconti fiscali. Mentre a proposito di Chiesa, e sempre su Repubblica, c'è un'intervista di Simonetta Fiori a Pablo Dors, che a quanto pare, oltre che scrittore, è anche consigliere di Papa Francesco. Apriamo la Chiesa alle donne sacerdote, è la proposta dello scrittore consigliere del Pontefice. Il Pontificio Consiglio ha chiesto una relazione sul ruolo femminile. I tempi sono maturi. Perché mi ha scelto Papa Francesco è un mistero. Forse avrà chiesto qual è il prete più marginale di Madrid, dice Pablo Dors, ridendo e iniziando l'intervista con Simonetta Fiori per Repubblica. Apriamo la Chiesa alle donne sacerdote, mentre apriamo invece noi il capitolo più strettamente economico. Intanto c'è da segnalare una partita importante in termini geopolitici, ne abbiamo accennato varie volte e parlato nel corso di Onda Libera, la partita del South Stream in termini geopolitici, perché anche qui l'Europa si confronta con gli Stati Uniti. Ora è Eni a prendere posizione sul gasdotto South Stream: o ci investiamo 600 milioni e basta, oppure usciamo, ha detto l'amministratore delegato dell'Eni, Descalzi. Nessun problema per la Saipem, che sarà comunque pagata. Il South Stream è il gasdotto sotto al Mar Nero che porterà il metano russo in Europa senza passare dall'Ucraina. L'Eni è azionista al 20%, il resto fa capo alla russa Gazprom e a soci tedeschi e francesi. Può darsi che qualcuno a livello politico decida che questo condotto non si ha da fare. Il condotto non piace molto, ovviamente, agli americani, agli Stati Uniti. Può darsi che qualcuno dunque decida che non sa da fare, visto che la Russia in Occidente viene sempre più vista come nemica. Più semplicemente, qualche azionista potrebbe sfilarsi perché non trova convenienza. Questo ha detto perlomeno Claudio Descalzi, amministratore delegato dell'Eni, in un'audizione al Senato. Ha detto che il South Stream è un progetto valido, per la verità, però le carte in tavola rischiano di cambiare dal punto di vista finanziario. In sintesi, l'Eni si piega ai voleri degli Stati Uniti, in questo caso è il governo italiano che si piega ai voleri degli Stati Uniti anche sul gasdotto South Stream. Mentre vi segnalo tra le varie pagine economiche di oggi quella curata da Giorgio Meletti e Carlo Tece sul Fatto Quotidiano a proposito della pubblicità in Rai. Gli spot sono in fuga, tracollo della Rai per la raccolta pubblicitaria, scrivono i due giornalisti economici del Fatto.
In pochi anni gli introiti pubblicitari della TV pubblica si sono dimezzati, ma i vertici RAI non hanno contromosse. Ormai Rai Pubblicità, nonostante sconti fino al 90%, non riempie il tetto di affollamento pubblicitario e toglie le pause a programmi come Ballando con le stelle e Ballarò. La speranza di privatizzare Rai Way, gli impianti della Rai. Non avendo piani strategici per reagire alla crisi, il direttore generale Gubitosi punta sulla quotazione in borsa dei ripetitori di Rai Way per ripianare il passivo della Rai 2014. Dal fatto ci trasferiamo però nuovamente sulla Stampa di Torino, perché qui nell'inserto sull'alimentazione c'è il reportage di Marco Magrini, dietro le quinte dell'agrobusiness, centrato sulle 4 sorelle che decidono sul grano del mondo. Il potere immenso delle multinazionali ADM, Bunge, Cargill e Louis Dreyfus, primi responsabili, sotto accusa, l'apertura del canale di Suez e il boom del trasporto marittimo, il caso del pesce coniglio proveniente dall'India che devasta le foreste di alghe e i primi 4 gruppi che controllano il 90% del grano. Sono appunto ADM, Bunge, Cargill e Louis Dreyfus. ADM statunitense, Bunge statunitense, Cargill statunitense, Louis Dreyfus francese. Negli ultimi 2 mesi il prezzo del cacao alle stelle, ufficialmente colpa di Ebola, che ha imposto la chiusura del confine della Costa d'Avorio con Liberia e Guinea, da dove provengono molti lavoratori stagionali. Il costo della materia prima si sta riverberando sul prezzo delle tavolette di cioccolato, ma se è un disastro per i produttori e una noia per i consumatori, per qualcuno è l'occasione di profitti inaspettati. Bastano le dita di una mano per elencare i grandi protagonisti del trading, del commercio alimentare nel mondo. Oppure una sigla, ABCD, che sta per ADM, Bunge, Cargill e Louis Dreyfus, che controllano qualcosa come il 90% del commercio internazionale di grano. La più giovane, ADM, ha poco più di un secolo. Bunge, la più vecchia, fra 4 anni spegnerà 2 secoli di candeline. Nate e cresciute sulla fondamenta della globalizzazione, le 4 grandi trading house di materie prime alimentari si sono diversificate in maniera spettacolare. A proposito di quattrino, Marchionne più ricco grazie alla Ferrari, di questo si occupa Pierluigi Bonora su Il Giornale. Operazione sulle stock option il giorno dopo l'annuncio dello scorporo di Ferrari da Fiat Chrysler Automobiles, e per l'amministratore delegato Marchionne 10,7 milioni di plusvalenza. Ha incassato questa cifra Marchionne grazie al balzo del titolo del gruppo dopo l'annuncio dello spin-off della Ferrari. Colpo grosso di Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles e presidente di Ferrari. Il suo conto in banca cresce di colpo di 10,7 milioni di euro, merito della recente operazione che ha portato allo scorporo della Ferrari e alla futura quotazione del 10% il prossimo anno sulla piazza di New York, a far compagnia al titolo di FCA, presumibilmente anche a Milano. Marchionne si è dimostrato molto abile nel pensare anche al proprio portafoglio, grazie al balzo in borsa del titolo Fiat Chrysler Automobiles, successivamente all'annuncio dello spin-off, cioè della separazione di Ferrari, arrivato il 29 ottobre. Quel giorno le azioni Fiat Chrysler Automobiles avevano guadagnato a Milano il 13%. L'agenzia Bloomberg cita documenti depositati presso l'autorità di borsa olandese, in Olanda infatti c'è la sede legale del nuovo gruppo automobilistico. Dai documenti emerge che il top manager italo-canadese, Marchionne, il 30 ottobre scorso ha esercitato stock option che sarebbero scadute il lunedì per 6 milioni e 250 mila azioni di Fiat Chrysler Automobiles e dentro il giorno successivo ha venduto questi titoli. Marchionne ha effettuato la stessa operazione per un numero simile di titoli di CNH Industrial, la multinazionale che produce macchine agricole, movimento terra, camion e motori marini. In sostanza Marchionne ha guadagnato una plusvalenza immediata di 10 milioni e 700 mila euro, scrive Il Giornale.
la trasmissione, qualche altro articolo che valga la pena oggi di essere letto, poi però chiudiamo con l'amore, perché l'amore è fondamentale, l'amore è la base di tutto, ce lo spiegano tutti quelli che pensano giusto, pensano bene, pensano ortodosso e pensano corretto. Però prima dell'amore, del grande amore anzi, altre notizie, curiosa e interessante questa, la mette in primo piano la Stampa, riguarda il presidente russo Putin che proprio ieri ha premiato Silvia Burini. Silvia Burini a maggio consegnò un'onorificenza al ministro della cultura russo e in piena crisi ucraina e fu costretta a dimettersi dal suo ruolo di prorettrice dell'Università Ca' Foscari a Venezia. Putin ieri è tornato a omaggiare la signora, la professoressa Burini, che ha avuto l'ardire di premiare il ministro della cultura russo in piena crisi ucraina e quindi fu rimossa addirittura, costretta a dimettersi da prorettrice dell'Ateneo Ca' Foscari. Putin in trionfo a Mosca, racconta oggi la Stampa, ha premiato l'amica italiana del caso Ca' Foscari. Burini perse il posto per aver dato un riconoscimento a un ministro russo, naturalmente quando si dice la democrazia. Lo zar, cioè Putin, ha difeso la politica in Ucraina. Mogherini segue le direttive dell'Unione Europea, ha minimizzato il presidente russo. Una pagina decisamente più orrenda invece è quella relativa al tariffario dell'orrore che è stato reso pubblico e che riguarda lo Stato islamico, l'ISIS. Con 100 euro puoi stuprare una bimba, non c'è bisogno di commenti, è qualcosa di atroce. Diffuso un documento con i prezzi delle schiave yazide o cristiane, sono divise per fascia d'età, in vendita, questo vi è quasi vergogna leggerlo, anche solo leggerlo, in vendita anche bambine di 1 anno. Il pezzo sul giornale è di Gaia Cesare, le vendono tutte, nessuna esclusa, fino ai 50 anni, comprese le neonate, a partire dai 12 mesi, e avrebbero stilato il tariffario con una accuratezza da ragionieri dell'orrore. 50.000 dinari, quasi 35 euro, per le donne fra 40 e 50 anni, 75.052 euro per quelle fra i 30 e i 40 anni, 70 euro per le giovani fra i 20 e i 30, 103 euro per le ragazzine tra 10 e 20 anni e poi il top della gamma, 140 euro per bambine da 1 fino a 9 anni. Non è una novità, scrive il giornale, che i tagliagole dell'ISIS sognino un paradiso fatto di vergini, ma poi comprino e vendano con disprezzo le donne yazide o cristiane che trovano lungo la strada della guerra santa, il pretesto col quale si autoassolvono dalle peggiori bestialità. Tuttavia, il documento circolato nei giorni scorsi e pare diffuso proprio dai combattenti islamici, se autentico, e se ci vuole, scrive il giornale, perché la propaganda in questa guerra viaggia a gonfie vele da una parte e dall'altra, il documento, se autentico, va oltre ogni immaginazione. Il mercato della vendita delle donne e dei bottini di guerra, si legge sul foglio circolante nell'area del califfato, il mercato della vendita e delle donne e dei bottini di guerra sta registrando una riduzione che ha danneggiato le entrate dell'ISIS e le finanze dei mujahideen. Perciò l'ISIS impone il proprio listino prezzi e minaccia di morte chiunque non lo rispetti. Le testimonianze in questo senso si moltiplicano. Secondo Vian Dakhil, unica deputata yazida nel Parlamento iracheno, sono 5.000 le donne della minoranza prese in ostaggio dallo Stato islamico. Hanno un'età fra i 13 e i 56 anni. Un video agghiacciante diffuso dal canale panarabo Al-Ahan TV prova come siano ormai schiave del sesso al centro delle conversazioni becere di un gruppo terrorista. Io voglio vendere, chi vuol vendere la sua? Sono frasi della trattativa che emergono dal filmato. Anche questo con un tariffario che diventa più esoso se di mezzo c'è una ragazza più giovane oppure con gli occhi chiari. Eppure i tagliagole si sarebbero ritirati da molti villaggi, racconta la deputata yazida al Parlamento iracheno, perché ne avevano uccisi talmente tanti che il fetore dei cadaveri era diventato intollerabile. Per rimpinguare le casse stanno anche pensando alla restituzione dietro pagamento di riscatto di alcuni sequestrati. 200, in maggioranza donne, 130, sono state liberate proprio nei giorni scorsi.
Ma non sono soltanto le donne, scrive ancora Gaia Cesare su Il Giornale, a subire le torture dei combattenti che puntano alla nascita del califfato. Maltrattamenti e percosse sono stati denunciati anche dall'Organizzazione per i diritti umani Human Rights Watch ai danni di ragazzini curdi di Kobane, la città al confine fra Siria e Turchia, dove è ancora in corso l'offensiva dello Stato islamico. Dopo 4 mesi di prigionia con altri 100 ragazzi, 4 adolescenti hanno raccontato gli abusi a cui sono stati sottoposti, picchiati con cavi elettrici, costretti a recitare passi del Corano e a guardare video dei soldati del Jihad in azione. Il rapimento era avvenuto il 29 maggio scorso, durante il ritorno a casa dopo gli esami di scuola media. I terroristi avevano sequestrato 250 ragazzi tra 14 e 16 anni. Poche ore dopo avevano rilasciato un centinaio di donne e trasferito gli altri in una scuola a 50 km da Kobane, e nei mesi estivi avevano liberato un altro gruppo. Dall'inizio della rivolta siriana i bambini hanno sofferto gli orrori della detenzione e della tortura, spiega Fred Abrams, consulente per i diritti umani di Human Rights Watch. Alla città di Kobane poi è dedicato l'articolo di Chiara Cruciati sul Manifesto in difesa di Kobane, città laica, multietnica e senza Stato, nuovi raid aerei contro gli uomini del califfo al-Baghdadi. La corrispondenza del giornalista del Manifesto da Diyarbakir, che è città turca di confine, una Diyarbakir blindata dove i curdi sono impegnati a sostenere un esperimento lanciato negli anni 90 dal PKK, il partito dei lavoratori curdi, per creare una città, quella di Kobane, laica, multietnica e senza Stato. Rimangono da segnalare ancora un paio di articoli. Quello di Sergio Rizzo, l'abbiamo citato stamani sul Corriere della Sera, a proposito di una vicenda apparentemente assurda, paradossale e dannosa per le casse pubbliche, perché la protezione civile, che è già a secco di denaro, avrebbe soltanto 3 milioni di euro in cassa. La protezione civile è stata condannata a ripagare Emma Marcegaglia e Andrea Donà delle Rose, la loro società Mita Resort, con 39 milioni di euro. Lo ha deciso un collegio arbitrale presieduto da Franco Gaetano Scocca, che appunto ha stabilito che la protezione civile deve pagare 39 milioni alla società Mita Resort di Andrea Donà delle Rose e Emma Marcegaglia, l'ex presidente di Confindustria, nominata peraltro nella scorsa primavera presidente dell'ENI. Perché mai la protezione civile dovrebbe dare tutti quei soldi a una società che gestisce lussuose residenze posseduta per metà da un imprenditore che è anche manager pubblico e presidente dell'ENI come Emma Marcegaglia? Semplice, si tratta di ripagare i danni che la società di Marcegaglia e Donà delle Rose avrebbe subito in termini di mancati guadagni a causa della bonifica mai completata dello specchio di mare antistante all'ex arsenale della Maddalena. Il capo della protezione civile Gabrielli potrebbe anche reputarsi fortunato, perché la richiesta iniziale era addirittura di 210 milioni di euro. L'Avvocatura dello Stato ha deciso di impugnare il lodo, ma comunque vada a finire, scrive Sergio Rizzo, questa storia è un altro pezzetto dell'eredità di quel bluff del G8 in Sardegna, capace di regalare alla Maddalena un cimitero di ferro e cemento disabitato da 5 anni che il mare sta divorando. E a proposito di decisioni, questa volta pienamente giudiziarie, sul Giorno di oggi c'è un'altra curiosa notizia. Al Tribunale di Milano è arrivato l'ordine di rallentare i tempi della giustizia. Troppi processi, le udienze vanno in tilt. Il sistema informatico ha riempito le udienze monocratiche fino ad aprile. Siate lenti se potete, è la raccomandazione che il coordinatore del settore penale del Tribunale, il giudice Anna Maria Gatto, ha fatto arrivare per iscritto ai magistrati della Procura, dopo aver concordato il tutto col procuratore capo Edmondo Bruti Liberati. Sospendete le citazioni dirette a giudizio, si legge nella lettera, perché il sistema si è ingolfato. L'invito sembra paradossale, scrive Il Giorno. Le citazioni a giudizio disposte direttamente dai PM senza passare dall'udienza preliminare sono quelle previste per i reati sulla carta meno gravi, colpe mediche, incidenti stradali, ma l'obiettivo sarebbe accelerare i tempi, non rallentarli. Però bisogna fare i conti con Giada. Cos'è Giada? È il sistema informatico che rileva i flussi per questo tipo di udienze e che ha lanciato l'allarme. Nel periodo febbraio-aprile 2015
c'è già il tutto esaurito davanti ai giudici del dibattimento. Funziona così: quando uno degli oltre 70 PM del Tribunale di Milano ritiene chiusa un'inchiesta, può chiedere il rinvio a giudizio davanti al giudice dell'udienza preliminare, il GUP, oppure, nei casi semplici, disporre direttamente il giudizio spedendo la comunicazione all'ufficio del pre-dibattimento, dove uno degli addetti, grazie al sistema informatico, Giada, provvede a individuare il giudice del processo e a fissare la data. Il problema è che in quell'ufficio di addetti ce n'è uno solo. Così, con la buona intenzione di non bloccare tutto il sistema, alcuni pubblici ministeri della Procura hanno chiesto ai propri assistenti di bypassare l'ufficio del pre-dibattimento e provvedere direttamente all'inserimento delle citazioni nel sistema informatico. E in questo modo Giada è andato in tilt e ha perso la testa. Il senso del limite, per meglio dire. Nel periodo che va da febbraio ad aprile 2005 ha riempito le udienze dei giudici con decine di nuovi processi che sono davvero troppi e che in buona parte non inizieranno nemmeno. Così ora, almeno per bloccare l'emergenza, al capo della procura non è rimasto che il paradossale suggerimento: fermate tutto, siate lenti se potete, appena temperato dalla lettera firmata dal giudice Gatto, che scrive che la soluzione è transitoria. Insomma, nemmeno i computer si riescono a far funzionare. Altra novità di giornata: il divorzio più facile. Per dirsi addio basterà il sindaco, anche per le separazioni non servirà più il giudice. Ma sulla Stampa di Torino l'avvocato matrimonialista Carlo Rimini è scettico. Le norme sono confuse, troppi dubbi, la rivoluzione del divorzio più facile nasce zoppa. E sempre sulla Stampa c'è Paolo Colonnello che si è innamorato delle sorti di Emilio Fede, e il terzo articolo che gli fa sopra: Fede cacciato da Mediaset, perde casa e lavoro. Il Biscione, dopo l'inchiesta sul ricatto con i fotomontaggi, ha detto stop alla super consulenza da 27.000 euro al mese con la quale Fede si era accordato uscendo dal TG4. Era stato sollevato dalla direzione del TG4 nel 2010. Ora, poverino, ha perso casa e lavoro. Ma ancora dalla Stampa segnalo su Tutto Scienze di oggi l'articolo di Paolo Vineis dell'Imperial College di Londra, Fondazione UGF di Torino, sulla globalizzazione delle malattie, dei virus. È una globalizzazione della quale si può anche morire. La salute dell'umanità sempre più a rischio. Come affrontare le future pandemie? È un tema non da poco. Mentre un altro interessante servizio sul Tutto Scienze della Stampa è in tema di oncologia, se ne occupa Valentina Arcovio, l'interruttore ammazzacellule al centro del servizio, sulla possibilità di contrastare le leucemie, una nuova strada contro le leucemie. Si va verso nuovi farmaci mirati e tutto nasce da una scoperta sulle cellule tumorali del sangue. L'interruttore ammazzacellule lo racconta, cerca di raccontarlo Valentina Arcovio appunto nell'articolo su Tutto Scienze. Per concludere, non facciamo in tempo purtroppo a parlare di questo grande amore. Ne parleremo del grande amore perché l'amore è al centro di tutto naturalmente e spiega tutti i comportamenti umani, i migliori, i più nobili. Però c'è un'altra vicenda, dicevo, che sul giornale è affrontata, ovvero la vicenda di Medjugorje, sospetti sulla veggente, lo scoop del settimanale Chi, la Madonnina che si illuminava in casa della donna, forse coperta di vernice fosforescente. Un vescovo ha cancellato l'incontro dei fedeli con la veggente Ivankovic. Tutto è nato da una lettera inviata dal vescovo di Anagni, Lorenzo Loppa, una circolare ai parroci in cui chiede di cancellare un incontro di preghiera previsto per l'8-9 novembre a Fiuggi, dove la protagonista attesa è Vika Ivankovic, veggente di Medjugorje. Proprio la presenza della veggente è finita nel mirino del vescovo, che si riferisce a incontri o celebrazioni pubbliche nelle quali verrebbe data per scontata l'attendibilità degli fenomeni di Medjugorje. Nella sua lettera il vescovo ricorda che, in conformità con le norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni, la Congregazione Dottrina della Fede sta continuando l'esame su Medjugorje. Cos'è successo? È successo che a quanto pare c'è il sospetto, forse, che la Madonnina che si illuminava in casa della donna, della veggente, fosse coperta di vernice fosforescente.
Il giornale intervista su questo il giornalista Paolo Brosio, che è un devoto VIP, vica la veggente è onesta e non si vieta la preghiera. Con ciò noi ci salutiamo, buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca. Un'occhiata alla prima pagina dell'Ansano, che rimane aperta con la sconfitta di Obama negli Stati Uniti e il congresso in mano ai repubblicani. La seconda notizia però è un attentato a Gerusalemme, un'auto su passanti. Alcuni passanti sono stati travolti a Gerusalemme Est da un'automobile in quello che le fonti indicano come un possibile attentato palestinese, sul modello di quello avvenuto 2 settimane fa. Alcuni feriti e, secondo Radio Gerusalemme, ucciso il palestinese, è rimasto morto il palestinese che era alla guida dell'automobile. Buon pomeriggio da Giulio Cainarca. Sono le